Buonasera a tutti ragazzi, come ben sapete, anzi vi ricordate, ultimamente abbiamo detto che l'aeronautica aveva fatto degli avvistamenti di UFO, quindi l'ho fatto 15-20 giorni fa questo video in effetti, dove la Marina militare affermava di aver visto UFO, di aver registrato un sacco di, diciamo, di origine, diciamo, sconosciuta, e quindi l'aveva quasi, no, anzi lo aveva, lo ha dichiarato a tutto il mondo che anche loro avevano avvistato delle cose strane in cielo, e quindi è uscito anche sui telegiornali, se non mi sbaglio, sia qui che in America, che l'aeronautica aveva detto che c'erano degli oggetti nei cieli che loro neanche non sapevano cosa fossero. E beh, tanto per cambiare, ragazzi, sono arrivati i famosi uomini neri, cioè i Men in Black, che hanno sequestrato, ragazzi, tutto quello, il materiale che avevano accumulato in questi anni, quindi tutto il materiale, diciamo, che avevano acquisito durante i voli della, diciamo, della Marina Militare è stato preso da queste persone, quindi persone che sicuramente stanno molto molto al di sopra dei Marines, dell'aeronautica, e sicuramente avevano ordini ben precisi di prendere tutto il materiale che era a loro disposizione. Quindi hanno tutto sequestrato, tutti pure diciamo, i radar che avevano segnalato posizioni di oggetti del cielo, hanno preso davvero tutto. Quindi tutto quello che ci stava diciamo, nell'aeronautica militare è stato preso da questi uomini black, i men in black come li chiamiamo noi, quindi, e hanno, diciamo, cancellato tutto, cioè adesso hanno i nastri bianchi, cioè sono stati più di 20 minuti nella, diciamo, nella base, e hanno cancellato tutti i file che loro avevano raccolti in tanti anni. Alcuni file se li sono portati, alcuni invece li hanno, diciamo, distrutti, quindi non ci sono più, diciamo, avvistamenti oppure registrazioni dei voli che hanno fatto in tanti anni dell'aeronautica, che diciamo, ha fatto le registrazioni di questi oggetti che volavano nei nostri cieli o nei cieli in America, quindi sono arrivati improvvisamente e e avevano ordine di portare via tutto il materiale che era sospetto sui casi, diciamo, non, di oggetti non identificati. Quindi alcune cose l'hanno cancellate, alcune cose se le sono portate via. Infatti adesso sia la Marina militare italiana sia quella lì americana non hanno più nulla, quindi fortunatamente già l'avevano trasmessa, in effetti questa cosa era uscita sui giornali, su internet, in TV, che sia l'aeronautica militare italiana sia quella diciamo americana avevano detto che da anni e anni nei cieli, quando viaggiavano loro, avevano incontrato delle cose, oggetti non identificati. Fatto sta, arrivano questi famosi uomini in nero, sequestrano tutto e cancellano quello che riescono a cancellare. Quindi quello che possono portare via se lo portano, e quello che non possono portare via semplicemente lo cancellano. Quindi sono arrivati improvvisamente, quindi non so se FBI, CIA, servizi segreti, ma comunque persone che avevano il potere di fare tutto ciò, quindi erano molto 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 in alto, quindi diciamo che neanche diciamo, il generale della Marina ha potuto fare nulla, quindi l'ordine arrivava molto molto al di sopra di tutti, quindi hanno avuto il compito di cancellare tutto, non so quando, oltre 9.000 video, 9.000 foto, più quello che si sono portati appresso loro con le solite valigette nere, che già immaginiamo l'uomo vestito tutto giacca e cravatta, tutto in nero, che arriva per conto di, diciamo, di forze che stanno molto molto in alto e devono fare pulizia. Questi qua sono addetti per la pulizia,
Quindi questi qua vengono, prendono quello che devono e vanno via. Quindi è come dire, o me li dai o me li dai. Quindi non è che ci sono scelte, quindi nessuno, diciamo, li conosce, nessuno sa chi sono, però sicuramente tutti quanti sappiamo da dove arrivano, quindi arrivano dai poteri più forti del mondo che ci sono, quindi hanno, diciamo, i pass per tutte, diciamo, possono entrare dove vogliono, senza problemi, senza autorizzazioni, arrivano e fanno quello che vogliono, quindi hanno carta libera bianca, quindi possono fare quello che vogliono. Quindi potreste chiamare i carabinieri, potreste chiamare la polizia, non gli possono fare nulla, quindi quello che devono fare lo faranno perché l'ordine arriva direttamente dal presidente, diciamo, di tutti i presidenti, quindi arriva tipo, che ne so, da Trump, tipo dal presidente degli Stati Uniti, quindi dalla CIA, dell'FBI, servizi segreti, ce ne stanno un sacco, quindi se fosse stato ad esempio in Russia potrei dire addirittura che potrebbe essere stato il KGB, ma non è il caso di questo perché qua si parla di Italia e di America, quindi sicuramente sono servizi segreti che devono togliere tutte le tracce che ci sono di questi presunti UFO oppure oggetti non identificati come li vogliamo chiamare noi. Quindi tutto quello che avevamo detto in questi giorni, tutti quei filmati che erano stati visti anche in TV, adesso non ci sono più. Sì, lo so, Marinella, e intanto è andato, sì, è andato in TV, è andato sui giornali, quindi tutti quanti l'hanno visto, però nonostante ciò hanno voluto fare pulizia di tutto quello che avevano, quindi hanno pulito bene bene tutto cose, quindi un giorno potranno pure dire chissà che cosa avete mandato in onda, quindi non avendo più la registrazione rimarrai sempre in dubbio, capisci? Ora loro dicono, vabbè, loro l'hanno mandato in onda, ci sta pure, no? Però adesso non ce l'hanno più, quindi può darsi che sia un falso, anche perché l'originale adesso non ce l'hanno più. Quindi, capisci, cercano sempre di aver ragione loro, quindi alla fine, senza prove, no, nulla, non c'è nulla in bocca, non sto mangiando. Quindi al finale avranno ragione sempre loro, quindi diciamo che forse i giornali si sono spinti un po' troppo, anche la TV ne ha parlato, anche la Marina americana giustamente aveva detto che erano da anni che vedevano queste cose strane in cielo, però nessuno diceva nulla, hanno fatto vedere qualche filmato, poi subito l'Italia ha ribattuto, qui sono 70 anni che di vediamo e non diciamo nulla, quindi in effetti c'è stato un po' no, no, come se ci fosse stato, diciamo, un po' di opinione pubblica un po' contraria e quindi questi sono partiti e diciamo, hanno fatto piazza pulita sia in Italia che diciamo, in America, quindi hanno cancellato le prove, quindi adesso non potremo più rivedere ad esempio questi filmati. In effetti io ho provato a vedere su YouTube un filmato che di quello lì non ci sta più, l'hanno tolto pure dai server, quindi hanno fatto un po' di pulizia ovunque, quindi le cose che non piacciono vengono tolte. Adesso se andate su un sito a vedere UFO che sono stati avvistati dalla Marina Militare, quando vai a cliccare sopra esce che è stato rimosso, quindi hanno messo già mani quasi ovunque, quindi sui server di YouTube, dei video, diciamo ovunque ragazzi, quindi sui giornali non ci sta più, è come se non fosse mai accaduto, quindi hanno fatto una bella, come dico io, piazza pulita, una bella scarpetta, tipo quando rimane il sugo nel piatto e tu lo pulisci con il pane. Quindi questo così hanno fatto tavola rasa. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito. Che ore sono? Fai vedere 20:43. Sì, sì, il dubbio rimane, giustamente, sì, però
Oramai le prove non ci stanno più, questo è il problema, anche se non l'abbiamo visto già, quindi non è che dovevamo aspettare a loro per sapere queste cose, perché credo che il 70-80% della popolazione mondiale crede che sia vero, quindi non credo che credono adesso proprio loro confermano con questa cosa che hanno fatto, hanno confermato allora che erano vero, che diciamo erano vero. Ciao Diego, tutte queste cose, quindi non era una cosa inventata, quindi perché cancellare una cosa se non è vera? Quindi si sono preoccupati e sono subito ricorsi ai ripari. Quindi allora era vero. Vabbè ragazzi, buona serata e buon appetito a tutti, buona cena.